Un barattolo, una lattina, una bottiglia di plastica vuota deposti nel cestino della libreria. Si trasformano in libri. In che modo? Con un baratto, nient'altro che uno scambio di cultura e senso civico. Chi porta in una libreria una lattina e una bottiglia di plastica riceverà in regalo, in omaggio, un libricino, uno dei 10 della collana. Sono libricini particolari perché nascono dalla creatività dei bambini delle superiori, delle medie, delle elementari e c'è anche qualcosa delle scuole materne. Il tutto per intercettare le voci dei più piccoli e avvicinarli alla lettura e all'educazione civica. Sono già venuti contenti di vedere i disegni, insomma, di poter fare questo scambio. Sia un modo invece per lasciare loro voce, per lasciare loro modo di esprimersi e questo può essere un primo passo per poi, insomma, costruire anche altre cose assieme. Fumetti, disegni e racconti sul tema dell'ambiente e del rispetto verso il prossimo. Abbiamo deciso di concentrarci su alcuni aspetti dell'educazione civica in particolare, quindi nella mia classe un po' sull'educazione stradale, sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto degli altri, l'amicizia e ne sono nati dei racconti, delle riflessioni, delle letture e anche dei riassunti su letture di autori importanti. L'iniziativa, che al momento coinvolge 5 librerie sul territorio, Aimat, il Libro con gli Stivali, il Punto Einaudi, la Toletta e la Goldoni, procederà anche per il prossimo anno scolastico, contando nell'adesione di altre scuole, librerie e partner.